Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Depistaggio via D'Amelio, prescritti reati per i 3 poliziotti sotto accusa, cade l'aggravante mafiosa. La Corte d'Appello di Caltanissetta conferma la sentenza di primo grado tranne che per Ribaudo. L'avvocato della famiglia Borsellino, sentenza importante. Giudizio immediato per i 5 egiziani maggiorenni arrestati per lo stupro di gruppo su una tredicenne, avvenuto a Catania lo scorso 30 gennaio nei bagni pubblici della Villa Bellini. Messina c'è un indagato per la tragica morte di Michele Lanfranchi, trovato cadavere in strada sabato sera. Da una settimana il giovane andava in giro nel rione Giostra con la pistola in tasca, dicendo di volerla fare pagare a qualcuno. Mafia dei Pascoli, 5 arresti nell'Agrigentino, tra di loro anche il referente di Matteo Messina Denaro, Pietro Campo. Aveva il compito di decifrare i pizzini dell'ex latitante. Catania e alcuni comuni vicini interessati stamattina da un improvviso distacco di corrente elettrica. In prevenzione delle temperature torride, in tanti hanno temuto il ripetersi dei blackout della scorsa estate. A Catania fino al 6 ottobre una straordinaria mostra di Caravaggio. Tra i dipinti del grande maestro del Rinascimento, un San Sebastiano esposto per la prima volta in Italia. Il calcio, il Catania continua il lavoro per la prossima stagione e aspetta il sì del tecnico Mimmo Toscano, che tratta il divorzio con il Cesena. Atteso in città il rientro di Pelligra per definire le strategie del club. Depistaggio via D'Amelio, cade l'aggravante mafiosa, prescritti reati per i 3 poliziotti sotto accusa. La Corte d'Appello di Caltanissetta accoglie in parte il ricorso del procuratore generale. Sentiamo. In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Caltanissetta, all'esito della Camera di Consiglio svolta l'udienza del 4 giugno 2024, ha emesso il seguente dispositivo di sentenza. Esclusa per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 Codice Penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Ribaudo Michele per essersi reato a lui contestato estinto per intervenuta prescrizione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna Pomario, Mattei Fabrizio, Ribaudo Michele, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese processuali del presente grado. I giudici della Corte di Appello di Caltanissetta hanno emesso la sentenza del processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Erano tutti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'aver agevolato Cosa Nostra. I 3 erano 3 poliziotti, ex componenti del gruppo di indagine di Falcone e Borsellino, guidati da Arnaldo La Barbera. Caduta anche questa volta l'aggravante mafiosa. La sentenza è arrivata dopo 8 ore di Camera di Consiglio. A parziale riforma della sentenza di primo grado è stato invece dichiarato prescritto il reato anche per Ribaudo, che in primo grado era stato assolto. La sentenza è stata emessa dal presidente della Corte Giovan Battista Tona. Al termine della requisitoria il procuratore generale di Caltanissetta Fabio Danna aveva chiesto 11 anni e 10 mesi di carcere per Mario Bo, 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Per gli inquirenti avevano costruito a tavolino falsi pentiti, inducendoli a mentire per depistare le indagini sull'attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e i componenti della sua scorta. Sentiamo i commenti a caldo della sentenza del procuratore Danna e dei legali degli imputati. Prescrizione invece che assoluzione. Sì, è stata esclusa l'aggravante mafioso sostanzialmente per tutti gli imputati, però è stata riconosciuta la responsabilità anche dell'imputato Ribaudo, che però la posizione è stata dichiarata prescritta, che il reato era evidentemente passato troppo tempo dal momento dei fatti. Quindi è un mezzo accoglimento di quelli che sono stati i motivi di appello della Procura Generale e un totale rigetto, diciamo, di quelli delle altre parti. Tre soggetti li abbiamo sicuramente individuati, che sono gli odierni imputati. Gli altri concorrenti sono o deceduti o comunque nei loro confronti non si è proceduto. Vi ricordo che la sentenza confermata in primo grado ha ritenuto Mattei e Bo non responsabili e addirittura nei confronti di Ribaudo l'evidenza della prova. Quindi dico, noi ci dobbiamo attenere a questo elemento, quindi nulla sembra essere cambiato, certamente le motivazioni ci chiariranno questo punto.
E adesso le dichiarazioni dell'avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino. Una sentenza importante perché, benché abbia escluso l'aggravante agevolativa, comunque, fermo restando che poi dovremo leggere le motivazioni, amplia lo spettro della responsabilità sia di Mattei che di Ribaudo e anche di Bo. Per certi versi dispiace che a pagare siano solo loro, perché questo processo presenta numerosi convitati di pietra che avrebbero dovuto essere sul banco degli imputati, ma purtroppo quando lo Stato esercita la propria potestà punitiva a distanza di 32 anni dagli eventi, questo è un rischio che dal punto di vista ordinamentale dobbiamo correre. Diciamo che a nome della famiglia Borsellino, che io rappresento, considerata l'assoluta serietà del collegio e rinviando ogni altra valutazione più approfondita alla lettura delle motivazioni, credo che oggi sia stato fatto anche un passo importante in relazione a quello che è stato opportunamente definito uno dei più gravi, se non il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana. Stupro di gruppo alla Villa Bellini a Catania, giudizio immediato. Il processo ai 5 egiziani comincerà il 24 agosto. Sentiamo. Giudizio immediato per i 5 egiziani maggiorenni arrestati per lo stupro di gruppo nei confronti di una ragazzina di 13 anni avvenuto a Catania lo scorso 30 gennaio. La violenza, lo ricordiamo, si consumò nei bagni pubblici della Villa Bellini. Lo ha deciso il GIP, che ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dalla sostituta Anna Tranchillo. 4 degli imputati sono già in carcere, mentre un quinto, che ha collaborato alle indagini, agli arresti domiciliari per la violenza sessuale di gruppo commessa davanti al fidanzato 17enne della vittima. Sono indagati e detenuti altri 2 egiziani non maggiorenni, la cui posizione è al vaglio della procura per i minorenni. Determinanti per entrambe le inchieste sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo fidanzato, che prima hanno denunciato la violenza e successivamente riconosciuto i violentatori. L'incidente probatorio, con le testimonianze dei 2 fidanzatini, sarà riversato direttamente nel fascicolo del processo, la cui prima udienza è stata fissata per il 24 settembre di quest'anno davanti alla seconda sezione penale del Tribunale etneo. E c'è un indagato per la tragica morte di Michele Lanfranchi, il ragazzo trovato morto a Messina sabato sera. Si indaga su quanto potrebbe essere avvenuto. Fondamentali saranno le perizie e l'esame sul corpo. Francesco Triolo. C'è un indagato per la morte del 19enne Michele Lanfranchi, il giovane trovato in una pozza di sangue sabato notte al rione Giostra a Messina. Si tratta del 40enne Giovanni Laganà, proprietario dell'abitazione dove è avvenuta la tragedia. Si tratta di un atto dovuto a tutela dello stesso Laganà, su cui allo Stato non è stata richiesta alcuna misura, nell'ambito delle indagini condotte dal sostituto Liliana Todaro, che dovrà definire i contorni della vicenda. Secondo quanto stanno raccogliendo gli uomini della squadra mobile della questura, era da una settimana che Michele Lanfranchi se ne andava in giro al rione Giostra con quella pistola in tasca, una 7,65 comprata non si sa dove e da chi. A detta degli amici e dei conoscenti, nelle ultime 48 ore ne sono stati sentiti parecchi, come i persone informate sui fatti avrebbe avuto in testa di farla pagare a qualcuno, non si capisce bene come e perché, forse un banale diverbio o qualcosa di più, che a quanto pare per l'operaio 19enne si era trasformato molto presto in una tristemente classica questione d'onore. Il punto fermo da cui si stanno muovendo le indagini è comunque che la tragedia è avvenuta nell'abitazione di Laganà e poi il corpo è stato preso di peso e trasferito fuori in strada nella via Michelangelo Rizzo, una stradina laterale che incrocia via Palermo da un lato e via Le Giostra dall'altro. Lanfranchi, un particolare di non poco conto, a quanto pare aveva ancora in mano la pistola da cui è partito il colpo. Sarà l'autopsia e la perizia balistica sulla pistola a farne capire di più. Mafia dei Pascoli nell'Agrigentino, 5 arresti. C'è anche Pietro Campo, referente sul territorio di Matteo Messina Denaro. Il boss di Santa Margherita aveva il compito di decifrare i pizzini dell'ex latitante. Adelaide Barbagallo. Erano i vertici del mandamento mafioso di Santa Margherita di Belice, decidevano la divisione, lo sfruttamento delle terre, cosa doveva essere coltivato e chi doveva pascolare il bestiame. Vessavano i proprietari delle terre, che dovevano concederle gratis o con canoni di affitto irrisori. Duro colpo alla mafia dei Pascoli nell'Agrigentino, 5 gli arresti scattati su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Uno riguarda Pietro Campo, referente di Matteo Messina Denaro nella provincia di Agrigento. Campo è già in carcere con una condanna definitiva
aveva 14 anni. Era uno dei pochissimi nella provincia di Agrigento ad avere il compito di interpretare i pizzini di Messina Denaro. A confermare il forte legame tra il numero 1 di Cosa Nostra e Campo ci sarebbe anche un video registrato dalle telecamere nascoste il 7 dicembre del 2009, in cui si vede un fuoristrada con a bordo 2 persone, una delle quali, secondo gli investigatori, è proprio Messina Denaro. Le indagini si sono avvalse anche del contributo di alcune vittime che si sono opposte al sistema di controllo del settore. È stato convalidato il fermo di Calogero Ricotta, 63enne siciliano trasferitosi nel Regno Unito, accusato di aver ucciso a coltellate il 28 maggio sua moglie Maria Nugara, 54 anni, originaria della provincia di Caltanissetta come lui, e il figlio di lei Giuseppe Monreale di 29 anni. Oggi l'udienza preliminare, l'uomo si è limitato a declinare le sue generalità in videocollegamento dalla prigione. Il 16 agosto l'imputato sarà chiamato a dichiararsi colpevole o innocente alla presenza di un interprete italiano. Ricotta è stato incriminato per duplice omicidio e lesioni gravissime. La strage si è consumata nell'abitazione di famiglia nel villaggio di Angley a Londra, a un'ora da Londra, per un movente familiare ancora imprecisato. Ieri l'accordo tra Regione e Coldiretti per contrastare le conseguenze della crisi idrica, ma l'emergenza non è di certo risolta. Manlio Viola. Abbiamo vinto, tutte le nostre richieste sono state accolte. All'indomani dell'incontro fra gli agricoltori in protesta e il presidente della regione Renato Schifani, il commento dei manifestanti è entusiasta, ma nonostante l'avvertenza sia andata a buon fine e le richieste accolte, adesso occorrerà vedere gli effetti reali sul territorio. E questa è la grande sfida in una Sicilia colpita da siccità severa. I problemi maggiori sono nell'entroterra, a partire dall'Agrigentino e ad allargarsi per tutta la Sicilia centrale, ma soffrono, anche se meno, le campagne del Trapanese e del Palermitano nella Sicilia occidentale, nel Catanese, Ragusano e Siracusano a oriente. La regione comunque interverrà con azioni concordate. Per gli allevatori arriveranno quasi subito i voucher per il foraggio. Il decreto, alla firma oggi, dovrà poi passare dalla Commissione Attività Produttive dell'ARS, ma già la prossima settimana dovrebbe essere operativo. I rappresentanti degli agricoltori inoltre siederanno al tavolo di crisi per concordare di volta in volta ogni azione necessaria, mentre il presidente Schifani ha avviato anche un tavolo politico che si riunirà periodicamente per verificare la disponibilità economica che si può utilizzare. In questo governo troverete sempre un interlocutore, ha detto agli agricoltori il presidente della regione, sempre pronto all'ascolto delle vostre esigenze. Un furgone ha travolto 2 ciclisti a Gela, uno è morto nello scontro avvenuto sulla SS 115 Gela Scoglitti intorno a mezzogiorno. Uno dei 2 ciclisti, Raffaele Mazza, è deceduto sul colpo, mentre un altro di Comiso è rimasto gravemente ferito. E cambiamo argomento, arrivano i concorsi per vigili urbani a Catania. Il Comune ha indetto 2 bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per 108 assunzioni, 80 agenti di polizia municipale e 28 istruttori tecnici da inquadrare con contratto a 30 ore a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire unicamente in via telematica, requisiti e modalità di svolgimento sul sito internet del Comune di Catania. I 2 bandi arrivano 30 anni dopo gli ultimi concorsi. Più volte annunciate, adesso dovrebbero diventare operative. Dal 15 giugno le zone di Castellursino e via Crociferi a Catania diventano pedonali. Adelaide Barbagallo. Il centro storico di Catania con sempre meno auto, 2 le nuove isole pedonali che vedranno l'avvio. Se per piazza Federico di Svevia c'è già una data, il 15 giugno, dopo tanti incontri con associazioni, residenti, commercianti, la fase sarà però sperimentale, nessuna polemica o perplessità per l'isola pedonale Crociferi, una parte della via considerata patrimonio mondiale sito UNESCO da anni e chiusa al traffico. A breve lo sarà per intero sino a Villa Cerami. La segnaletica, come vedete, c'è già. Da via Santa Maddalena si scende per via Sant'Elena per imboccare via Gallo. Anche la viabilità da tempo è stata cambiata. Via Santa Maddalena in un tratto diventa a doppio senso. I varchi saranno gestiti dall'AMTS. Come vedete è tutto predisposto, c'è la telecamera, ci sono i pannelli, ma sono spenti perché si attende ancora l'allaccio dell'Enel.
Dopo una lunga attesa, l'Enel avrebbe assicurato all'amministrazione comunale che a giorni i varchi saranno attivati, ma una data al momento non c'è. Intanto a godersi il barocco di Via Crociferi sono i turisti sempre più numerosi. È bella la via. L'abbiamo visitata con la nostra guida e adesso la ripercorriamo perché non eravamo riusciti a entrare nel convento. È una delle vie barocche più belle d'Italia. Yeah, very nice. Great place to visit. Yeah. Thank you. Ma ecco purtroppo come accogliamo i visitatori. Questo cartello dovrebbe fornire loro informazioni utili. Perché? Perché queste scritte che troviamo anche nei muri? Catania e alcuni comuni della provincia interessati stamani da un improvviso distacco di corrente elettrica. Luca Ciliberti. Che è successo? Cioè, ci siamo spenti? Blackout di una decina di minuti tra le 9:10 e le 9:20 in buona parte della città di Catania e nella sua area metropolitana. Tant'anni messaggi sui social per comprendere se si sia trattato solo di un fatto isolato. Tra lo spaesamento generale il pensiero vola allo scorso luglio quando Catania è rimasta per giorni senza luce e senza acqua. 10 minuti infiniti che, spiegano da Terna, sono stati dovuti a un distacco dell'alta tensione per cause in corso di approfondimento. Ma, precisa la società in una nota, la disalimentazione della rete è stata prontamente risolta e al momento non si registrano anomalie. Nessuno stress della rete elettrica dunque dovuto a un eccessivo utilizzo di condizionatori o impianti, anche perché il meteo sembra ancora essere clemente. Eppure quello di oggi potrebbe essere un campanello d'allarme che, in attesa delle temperature torride che arriveranno tra qualche settimana, ci dovrebbe far riflettere. Le infrastrutture, probabilmente migliorate solo di poco rispetto allo scorso anno, che restano inadeguate, e il cambiamento climatico dovrebbero spingerci a un utilizzo consapevole di elettricità e acqua. Applicando semplici accorgimenti, ad esempio, si potrebbero risparmiare centinaia di euro sulle bollette domestiche ed evitare condizioni di estremo disagio per la collettività. Il soccorso arriva dall'alto. A Marsala il primo volo sperimentale di un drone ambulanza munito anche di defibrillatore. Davide Sarto. L'utilizzo dei droni come supporto nel salvataggio di persone in pericolo è quanto è stato sperimentato a Marsala, presso la sede della Lega Navale Italiana, in una simulazione che ha visto l'utilizzo di un drone ambulanza messo a disposizione dall'azienda South Drone SRL, partner tecnologico della manifestazione. L'evento è stato organizzato a Rotary International. La simulazione ha visto la consegna di strumentazioni salvavita come il defibrillatore direttamente sul luogo dell'incidente in un tempo massimo di 3 minuti dall'allarme. Grazie al drone che, essendo un mezzo aereo che non deve viaggiare per le vie di una città bloccata dal traffico, i tempi si riducono e la tecnologia ci permette appunto di poterlo inviare in aiuto nelle zone dove viene richiesto appunto questo servizio con il defibrillatore. Arriva nei tempi che noi prevediamo, dando il massimo delle possibilità a quella persona di riprendersi. Una sperimentazione che introduce un servizio all'avanguardia ed altamente tecnologico e rappresenta un notevole passo in avanti nel campo delle risposte anche in caso di emergenze in strada e in mare. Lo sguardo dei ragazzi su zia Lisa a Catania. Nel video Sommersi la denuncia degli alunni del liceo Musco del degrado del quartiere. Giusy Lazzara. Qui si scarica e si brucia. Disoccupazione, criminalità, spaccio. Giovani reporter crescono, questo è il video degli studenti del liceo Musco di Catania che telecamere in mano sono andati in giro per il quartiere di zia Lisa dove si trova la loro scuola. Muretto e recinto ed ecco un ovile. Cavalli allevati in garage poco illuminati per poi correre sull'asfalto per scommesse clandestine. Loro non si arrendono davanti a tanto degrado e abbandono. La normalità è essere in grado di denunciare questa cosa e prendere dei provvedimenti. Con il video Sommersi si guarda oltre. Sia chi vive nel quartiere o comunque nei quartieri di Catania sia lo Stato trovano un punto in comune e nasce quella sorta di fiducia, perché senza fiducia non può migliorare e cambiare niente. L'Istituto Comprensivo Musco accoglie 300 studenti dai 3 anni fino ai maggiorenni, tutti dei quartieri di Librino, Villaggio Sant'Agata e zia Lisa. Se un demante viene immerso all'interno di una pozzanghera, sono in pochi che poi si soffermeranno a notare quella che è la
della bellezza, quindi andando oltre le apparenze. Mettiamo in campo le competenze che state acquisendo per guardare il territorio dove viviamo e possibilmente attraverso questo sguardo riprogettarlo diverso per il futuro. Il video Sommersi, curato dai ragazzi dalla professoressa Sonia Giardina, ha già vinto 2 premi nei concorsi riservati alle scuole. A Catania una straordinaria mostra dedicata a Caravaggio, 3 dipinti del maestro, compreso San Sebastiano, esposto per la prima volta in Italia e opere della sua scuola, nell'ex monastero di Santa Chiara fino al 6 ottobre. Vediamo. C'è una verità misteriosa nella luce dei dipinti di Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. A Catania la straordinaria mostra con 3 tele autografe del maestro definito un rivoluzionario dell'arte. Primeggia il San Sebastiano, esposto per la prima volta in Italia dopo una complessa storia di acquisizioni e trasferimenti. Bellezza straordinaria per questo giovane colpito dalla luce che lo rende santo. Altro capolavoro, il ragazzo morso dal ramarro. Il giovane come fotografato nel momento in cui gli esce la lacrima. Un quadro allegorico che racconta dell'amore che può diventare doloroso. Con il Cavadenti si ha la rappresentazione di una pittura moderna. Il pathos viene fuori dal dolore del personaggio centrale, ma gli fanno da cornice i curiosi che sembrano soffrire con lui. La mostra ripercorre anche il rapporto tra Caravaggio e il fenomeno artistico dei caravaggeschi, gli artisti che anche dopo la sua morte, ma solo per un breve periodo, dipinsero con le tecniche innovative del loro maestro. La mostra, ospitata nello spazio museale della Pinacoteca dell'ex monastero di Santa Chiara a Catania, da poco restaurata, resterà aperta fino al 6 di ottobre. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania vuole un allenatore che conosca bene la categoria e sappia vincerla. La pista toscana resta sempre la più accreditata, ma il tecnico deve chiudere il rapporto con il Cesena. Marco Carli. Strada tracciata, ma il Catania non dipende solo da se stesso. Stiamo parlando di Toscano, allenatore designato degli Etrei. Il tecnico 175 punti in 2 anni col Cesena, con una promozione in via all'attivo sbaragliando la concorrenza. Dopo la vittoria del campionato che garantiva il prolungamento del contratto, ha invece chiuso i rapporti con la proprietà americana dei bianconeri e col DS Artico. Il punto è ufficializzare il distacco sia burocraticamente che nei confronti della tifoseria. Tutto nel calcio è possibile, ma ipotizzare adesso che la rottura non si concretizzi è molto difficile. Ecco dunque il Catania che per primo e con convinzione si è mosso sul tecnico mettendo sul piatto un'offerta, ma appunto siccome il calcio è imprevedibile è normale che la società dell'Elefante tenga in piedi delle alternative, Pagliuca per esempio, ma di certo il tecnico, come dimostra la strada intrapresa con Toscano, avrà un chiaro ed inequivocabile pedigree, conoscere il campionato e saperlo vincere. Nel caso con Toscano potrebbe esserci anche Vanzetto nello staff insieme al fedelissimo vice Michele Napoli. Da verificare poi la posizione di Zeoli che sui social ha espresso tutto il suo sentimento per il rossazzurro. Mentre la dirigenza attende a breve l'arrivo di Pellegrini e di Bresciano per delineare le linee guida societarie, quelle sul campo saranno tracciate dal direttore sportivo Faggiano con il nuovo tecnico. Ecco che anche qui, fosse Toscano, si parte dalla difesa 3. Nell'ultimo anno con il 3-4-2-1 della seconda giornata sono arrivati per il Cesena 30 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. Gli uomini Castellini, Zammarini, Cianci, Quaini, forse Cicerelli, da verificare Chiarella, appunto per il modulo che utilizzerà il Catania. Il resto tutto da valutare. Comunque sia, per quanto riguarda la rosa, sarà probabilmente una nuova rivoluzione. La Coppa Davis di tennis in Sicilia, da oggi esposta al Teatro Massimo. Dopo il trionfo della Nazionale Azzurra, la Coppa da mesi va in tour per tutta Italia. È il momento di Palermo. Marco Gullà. L'attesa è finalmente terminata. La Coppa Davis vinta dalla nazionale italiana di tennis a dicembre scorso, dopo aver toccato praticamente tutte le regioni d'Italia, arriva in Sicilia e lo fa come prima tappa a Palermo. Eccola qui in tutto il suo splendore esposta al Teatro Massimo. Curiosi, appassionati, turisti, tutti in fila per un selfie con la Coppa. Avere qua la Coppa Davis, poterla guardare da vicino, toccarla, è sicuramente una grandissima soddisfazione per tutti gli appassionati e anche i non appassionati di questa disciplina, perché rappresenta una vittoria non solo della nazionale che ha conquistato in campo questa Coppa, ma il successo di tutto un movimento della nostra federazione che sta crescendo anno dopo anno con risultati veramente straordinari.
tantissimi turisti, a Palermo oggi è Davis Mania. Grande soddisfazione e siamo davvero felici di poter ospitare la Coppa Davis qui a Palermo con un programma fitto di incontri. Abbiamo oggi il Teatro Massimo, poi avremo ogni giorno nei principali circoli della città l'esposizione della Coppa, che per noi è un motivo di vanto. Tennis che cresce e che come numeri in Sicilia è secondo solo al calcio. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.